Preclusione a frequentare la scuola per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina e non presentano i sintomi del coronavirus. Lo ha stabilito oggi il governatore Zaia durante il vertice con i direttori sanitari. Un solo caso sospetto in Veneto, a Verona monitorato, ma per ora i test sono negativi. Intanto a Treviso revocato l'isolamento domiciliare per il bimbo e l'imprenditrice sotto monitoraggio in questi giorni. Caccia ai 4 banditi che a Jesolo hanno aggredito in casa un 89enne, la figlia e la badante. Le parole di una delle vittime: "C'è andata bene, siamo salve, vogliamo dimenticare". Ladri in azione a Treviso, razzia nell'appartamento di una giovane coppia, portati via anche i soldi messi da parte per il matrimonio, rabbia e lacrime per il furto. In un messaggio su Facebook ai cittadini stremati dai ladri, l'avvertimento del sindaco di Solesino ai banditi: se entrate in piedi a casa nostra rischiate di uscirne stesi. Lunga direzione del PD a Padova per decidere il candidato alle regionali, ancora 10 giorni per il nome dello sfidante di Luca Zaia. Oltre 700 persone in piazza Torre Bel Vicino per dire no a odio e razzismo, la manifestazione dopo il volantino shock con scritte naziste: riapriamo i forni. Tutto pronto per il Bomba Day di domani a Mestre, 3.500 persone da spostare, Venezia resterà isolata per tutta la mattina, anche una parrocchia coinvolta nell'evacuazione. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. In primo piano l'emergenza coronavirus, non c'è preclusione a frequentare le scuole per gli studenti che sono arrivati in Italia dalla Cina e non presentano sintomi caratteristici dell'infezione. Lo ha ribadito oggi il governatore Zaia, che con i direttori generali delle ULSS del Veneto ha fatto il punto sull'emergenza. Sentiamo. In assenza di sintomi e di temperatura corporea, le linee, le direttive che ci sono non sono assolutamente corrispondenti al fatto di dover chiudere scuole o allontanare bambini. Questo è il contenuto della circolare ministeriale che sarà diffusa nelle prossime ore e che il governatore Zaia ha anticipato nel fare il punto dell'emergenza coronavirus accanto ai direttori generali delle ULSS regionali. Sono tanti anche in Veneto i genitori che non si fidano a mandare i figli a scuola, soprattutto se in classe ci sono compagni cinesi rientrati dalla Cina dopo il Capodanno, in assenza di sintomi come febbre o problemi respiratori, quindi nessuna preclusione, le scuole venete devono accogliere tutti. Nei giorni dell'emergenza planetaria la Regione lancia così un duplice messaggio: no alla psicosi, ma allerta massima sul fronte della prevenzione con una vera e propria task force. La sanità c'è la sanità, abbiamo un'organizzazione tale per cui siamo in grado di affrontare anche questa novità di questo coronavirus, in virtù del fatto che in passato abbiamo fatto scelte organizzative che oggi ci permettono di dire che la task force funziona e che gli hub provinciali, gli ospedali provinciali hanno il reparto di malattie infettive che entra assolutamente in questa organizzazione. Lo stesso Zaia è in contatto con il commissario per l'emergenza coronavirus Angelo Borrelli, che collegato al telefono si è concentrato sull'organizzazione di ponti aerei anche per il rientro dei veneti ora in Cina, un numero che non è al momento quantificabile. L'idea dei ponti aerei è un'idea che io ho subito ricordato al Presidente Conte e al Ministro della Salute che era qui, Speranza. E all'emergenza sanitaria si aggiungono anche i timori per l'economia, vale per le imprese venete che hanno interessi in Cina e a maggior ragione per Venezia, dove cresce la paura di un crollo delle presenze per il carnevale. Dopo l'alluvione, ad esempio, Venezia rischia di subire un ulteriore arresto anche con questa partita. Restano negativi gli esami sul dipendente dell'albergo di Verona che ha avuto contatti con la coppia cinese ricoverata a Roma per il coronavirus. E sempre a Verona si registra l'unico caso sospetto del Veneto. Anche qui comunque per ora i test risultano negativi. Il punto nel prossimo servizio. La situazione attualmente è assolutamente tranquilla, non abbiamo casi. Avevamo un caso sospetto segnalato
che è stato valutato con l'invio dei tamponi allo Spallanzani e l'esito è negativo. Non ha sviluppato coronavirus, l'unico caso sospetto registrato in Veneto. Si tratta di un brasiliano rientrato nel Veronese dopo un mese di permanenza in Cina. Per essere definito sospetto, ai fini dell'attivazione del protocollo sanitario, un soggetto non solo deve arrivare dalla Cina, ma presentare febbre superiore o uguale a 38 e dispnea, ovvero respirazione alterata e sofferente. In ogni caso, le strutture sanitarie del Veneto stanno monitorando una casistica molto variegata e che riguarda anche persone rientrate sì dalla Cina, ma con malesseri generali e lievi. Comunque in questo momento abbiamo anche, se la persona che presenta il criterio epidemiologico non ha proprio tutti i sintomi, comunque viene presa in carico e valutata singolarmente se può o meno rientrare nella definizione di caso sospetto. E tra questi casi rientra il dipendente dell'albergo di Verona che ha avuto contatti con la coppia di turisti cinesi ricoverati allo Spallanzani di Roma per il coronavirus. Prima di raggiungere la capitale, la coppia aveva soggiornato nella città scaligera il 23 e 24 gennaio. Questa persona sta bene e comunque per 14 giorni dall'esposizione, quindi ne sono già passati 7, naturalmente controllerà la temperatura, se ha dei sintomi si rivolge subito ai sanitari. Più in generale restano i consigli di sempre, utili anche per l'influenza stagionale, come lavarsi le mani o evitare luoghi chiusi e affollati. Certo, proprio la concomitanza con il virus di stagione non aiuta. È chiaro che si va ad accavallare con l'influenza tradizionale che avrà il prossimo picco nei prossimi 10 giorni. Massima attenzione, massima allerta, i medici di medicina generale sono informati e saranno loro eventualmente a indirizzare le persone. Ed intanto a Treviso è stato revocato l'isolamento domiciliare precauzionale in merito ai 2 casi seguiti nei giorni scorsi nella Marca e già definiti non sospetti, l'imprenditrice di 50 anni ed il bimbo di 5 anni. Per la donna, che aveva manifestato un quadro febbrile in assenza però di problemi respiratori importanti, è giunta oggi pomeriggio dall'Istituto Spallanzani di Roma l'esito negativo della ricerca del coronavirus. Il caso quindi è chiuso. Per il bambino l'evoluzione del quadro clinico ha consentito di riclassificarlo come asintomatico e dunque non più necessitante di isolamento domiciliare. Ed è rientrato nella sua casa a Polpet di Ponte nelle Alpi e si trova ora in isolamento. Il giovane studente di 23 anni, tirocinante al consolato italiano di Jiangsu, che non presenta sintomi di coronavirus. La mamma Donatella non è stato obbligato a rientrare. Sentiamo. Lui stava facendo uno stage, un tirocinio presso il consolato italiano lì in Cina. E naturalmente è stato consigliato appunto dalla console, cioè non era obbligato, è stato solamente consigliato di rientrare. La mamma di Davide Barattini, lo studente di 23 anni di Polpetta di Ponte nelle Alpi, lo specifica. Davide non è stato obbligato a rientrare in Italia, ha seguito il consiglio e da giovedì è a casa. Davide era partito lo scorso 10 gennaio per un tirocinio di 3 mesi al consolato italiano di Jiangsu in Cina, a 850 km da Wuhan, epicentro dell'epidemia causata dal coronavirus. Nei suoi 20 giorni di permanenza in quella città, il giovane, che studia relazioni internazionali all'Università di Firenze, si è trovato in piena emergenza. Davide non presenta alcun sintomo e sta bene. Mi è partito che stava bene, sta bene tuttora e naturalmente per precauzione gli porto la mascherina perché io comunque da genitore ho contattato il reparto malattie infettive qui di Belluno, ho parlato con il virologo e gli ha detto per buon senso di tutti rimarrà dentro a casa 15 giorni. Stamattina, durante il punto stampa convocato dal presidente della regione Luca Zaia alla presenza dei direttori generali delle USL del Veneto, è stato anticipato il contenuto della circolare del Ministero della Salute che revoca l'obbligo dell'isolamento delle persone rientrate dalla Cina in assenza di sintomi. Insomma, no a quarantene forzate se si sta bene. Ai cittadini, ha detto proprio questa mattina a Belluno il ministro Federico D'Inca, dico di non farsi prendere dal panico. Questa è una sfida molto importante, ma il nostro paese è pronto e preparato. Penso che la popolazione abbia paura a prescindere, però leggendo è meno pericolosa ad esempio della SARS. Lei teme il coronavirus? No, decisamente no. Oggi a Belluno, giorno di mercato, tra i banchi molti quelli gestiti da cinesi che in questi giorni sono protagonisti di episodi poco edificanti. A una giovane nata in Italia abbiamo chiesto se ha notato un cambio di atteggiamento della gente nei suoi confronti. Gente che non conosco, quindi
quindi del loro parere non mi importa particolarmente. La cronaca ora dopo questa ampia pagina dedicata all'emergenza coronavirus. Jesolo è sotto shock per la violenta rapina in villa nella quale 3 donne sono state picchiate e legate dai banditi fuggiti poi con denaro e gioielli. Ci siamo salvate, ma siamo molto sotto shock e non abbiamo più voglia di rivivere questa cosa. La serata di terrore poteva sfociare da un momento all'altro in tragedia. Un'anziana di 89 anni, Palmira, e la figlia Marta Veronese sono state assalite da 4 uomini in tuta nera e passamontagna. I 4 banditi, urlando polizia, si sono materializzati in casa all'ora di cena. La violenza è iniziata quando la badante ha iniziato ad urlare. Colpita violentemente al volto con uno schiaffo, è stata subito immobilizzata e legata. Solo al citofono Marta, vedova di Enzo Busolin, storico titolare dell'Hotel Mirafiori, riesce a parlare. Sono passate poche ore dalla rapina e ripercorrere quei terribili istanti in preda ai 4 malviventi è come risvegliare un incubo. Non ci hanno ferito gravemente, ecco, perché poteva succedere anche quello. Avete preso tantissima paura. Sua madre come sta? Mia mamma sta abbastanza bene. Mia mamma non l'hanno toccata. Lei invece ha subito delle violenze? Mi hanno malmenato, ecco. Marta è costretta con la forza a guidare i rapinatori al piano di sopra per la razzia di gioielli e denaro, prima di essere a sua volta legata a mani e caviglie con fascette di plastica. Il bottino è incerto, ma potrebbe aggirarsi sui 50.000 euro. Una volta racimolato contanti e preziosi, i malviventi si sono dati alla fuga, anche perché nel frattempo un cellulare e il telefono di casa hanno cominciato a squillare. Le donne aspettavano delle amiche per il burraco. I banditi, pratici ed esperti, hanno parlato pochissimo per non dare nessun indizio. A pensarlo sono anche i vicini di casa. Sicuramente sono dei professionisti questi qua. 2 anni fa il furto lo avevano subito i parenti nell'abitazione adiacente. Fortunatamente dormivano. Però loro non sono accorti la mattina che erano entrati i ladri a rubare quello che aveva dentro. Ora i residenti di Via Calvi hanno paura. Alla sera è veramente aver paura a rimanere qua. I banditi, fuggendo dalla casa, hanno gridato Allah Akbar, anche qui, come credono gli inquirenti, per confondere le donne. Al suono del campanello, infine, la liberazione. Marta, legata a mani e piedi, riesce lo stesso a trascinarsi alla porta per aprirla alle amiche sopraggiunte per la partita a carte. Le donne, arrivando, avevano visto i 4 uomini in tuta nera correre lungo la strada. Avevano pensato a dei giovani che si allenavano. La caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine è tuttora in corso. Ed ancora furti, questa volta alla periferia sud di Treviso. Ieri sera i ladri sono entrati nell'appartamento di una giovane coppia, portandosi via anche i soldi messi da parte per il matrimonio. È molto dura, tutto sommato. Scusi. Non riesce a trattenere le lacrime raccontando ciò che le è successo. Carol Lerime vive con il compagno in un appartamento a Canizzano. Nel tardo pomeriggio di ieri, mentre erano entrambi fuori, la casa è stata visitata dai ladri. A fare la brutta scoperta è proprio Carol, di rientro all'ora di cena. Il primo sospetto sulla porta d'ingresso, trovata chiusa ma senza mandate. Poi dentro la vista del caos e l'assenza di un paio di salvadanai spariti dalla cucina. Subito appena arrivata ho suonato il mio vicino di casa che mi ha aiutato a entrare perché da sola non me la sentivo e abbiamo visto. Dopo la fatalità è arrivata la vicina di casa, l'altra, e insieme siamo andati in punto a vedere dove erano arrivati. Mobili e cassetti aperti, indumenti e oggetti personali sparsi ovunque. Nei progetti dei 2 giovani, 23 anni lei, 25 lui, anche le nozze già fissate per il prossimo giugno. In casa quindi anche soldi in contanti per far fronte alle varie spese in vista del matrimonio, finiti anch'essi nel bottino dei ladri. Hanno portato via 2 anelli, un braccialetto, poi qualche soldino perché fatalità appunto ci sposiamo qua a giugno e dovevamo pagare qualcuno, 2 giubbotti, ci hanno aperto la porta del balcone dietro perché fatalità della stanzina sono entrati dal terrazzo. Le impronte sul muro indicano la via seguita dai ladri che si sono arrampicati servendosi dei tubi del gas. Dal terrazzo sono entrati in casa scardinando gli scuri e la porta finestra. Oltre ai danni materiali e ai soldi per il matrimonio, la violazione della propria intimità. Quando si prova sulla propria pelle è proprio devastante, molto psicologicamente soprattutto. Anche non è più per che hanno ribaltato tutto, è più per le cose personali che hanno portato via. Quello sì, tantissimo.
E di queste ore anche l'avvertimento shock del sindaco di Solesino nel Padovano rivolto ai ladri: se entrate in piedi a casa nostra rischiate di uscire stesi. Se un ladro entra in casa nostra in piedi dovrebbe sapere che potrebbe uscirne steso. Non usa mezzi termini il sindaco di Solesino Elvi Bentani e con questa frase chiude un lungo messaggio su Facebook con il quale avverte da un lato i cittadini di controllare le case e dall'altro i ladri delle conseguenze che potrebbero patire in caso di incursioni nelle abitazioni. Il comune di Solesino nella Bassa Padovana nell'ultimo periodo è stato bersagliato dai furti e così il primo cittadino, non nuovo ad espressioni colorite ed azioni eclatanti come la decisione di dotare i vigili di pistole semiautomatiche e giubbotti antiproiettili, ha deciso di inviare un chiaro messaggio molto forte. Bentani ha chiesto ai suoi concittadini massima attenzione e collaborazione, segnalando auto sospette e cercando se possibile di fornire le targhe ai carabinieri e ai vigili, che così potranno intervenire prontamente per sventare i furti. Ma l'avvertimento finale lo riserva proprio ai malintenzionati. Secondo il sindaco, infatti, non dovrebbe esistere eccesso di legittima difesa. La reazione di Torre Belvicino e degli abitanti dei comuni dell'Alto Vicentino non si è fatta attendere. Circa 700 persone hanno sfilato nel pomeriggio contro il razzismo ed il nazismo dopo la fissione nel giorno della memoria di un odioso volantino antisemita razzista fuori dal locale sede del PD. Circa 700 persone hanno sfilato per le strade di Torre Belvicino, il piccolo paese vicentino subito sopra Schio, dove proprio nel giorno della memoria, fuori dalla sede Arci e Ampi, è stato affisso un delirante e offensivo volantino razzista. La manifestazione è iniziata proprio di fronte alla Casa del Popolo, sede delle due associazioni, presenti molti anziani, discendenti di partigiani del posto, giovani adulti con bambini. Qualche bandiera italiana fuori da abitazioni e negozi e poi il raduno con i discorsi nella nuovissima piazza comunale intitolata ad Aldo Moro. Torre Belvicino ha accusato il colpo di questo schiaffo morale. È una cosa che ci ha fatto male, che però noi anche come amministrazione vogliamo combattere, soprattutto insegnando ai nostri ragazzi la storia, raccontando quello che è successo e facendoli partecipi appunto della verità e andando contro a queste forme di idee negazioniste. E proprio i bambini della scuola di Torre Belvicino hanno espresso al meglio la condanna per quanto scritto con odio e ignoranza nel volantino incriminato. Questo invece lo sdegno dei partigiani. Non mi piace. Sono troppi ormai gli episodi di chiara atrocità fascista che avvelenano i nostri giorni. Non passa giorno che non si debba registrare l'offesa al sopravvissuto ai lager, al diverso, per coloro di pelle o di religione, al debole, all'indifeso. Cattozzi, invitando tutti a non girare la testa dall'altra parte davanti a questi episodi, ha poi citato Liliana Segre. L'indifferenza è più colpevole della violenza stessa. È l'apatia di chi si volta dall'altra parte e succede anche oggi verso il razzismo. Alla manifestazione hanno partecipato rappresentanti di giunte o consigli comunali di Schio, Sant'Orso, Sarcedo, Lugo, Zugliano, Marano. Ed ora linea alla regia per la pubblicità. A tra poco. Servizi. E rieccoci in studio con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Andiamo a Mestre ora, dove è tutto pronto per il Bomba Day di domani. Conto alla rovescia per il Bomba Day. Domani verrà fatto brillare l'ordigno bellico ritrovato qui in via Ferraris a Marghera. La città resterà isolata dalle 6 alle 13. 3.500 persone saranno evacuate per permettere lo svolgimento delle operazioni di rimozione dell'ordigno d'aereo della Seconda Guerra Mondiale di 500 libbre. Saranno impegnate le forze dell'ordine a 360 gradi, la protezione civile, l'esercito, la marina militare. Anche la parrocchia di San Giuseppe di Mestre sarà evacuata. La chiesa si trova infatti nel raggio di 1800 metri dal punto di disinnesco dell'ordigno. Il parroco Don Bonazza ha avvertito i fedeli che non saranno celebrate le messe della mattinata, mentre è stata organizzata la celebrazione domenicale alle 9:30 all'interno del Palasport Taliercio, punto di raccolta. Preoccupazione c'è
però so che saranno in grado di fare il loro lavoro e bisogna anche non fare allarmismi eccessivi, secondo me. Penso che sia cosa sicura, insomma. Da quello che ci dicono non c'è nessun problema, quindi stiamo tranquilli, anche perché è meglio così. Dalle 6 alle 7 sarà attivo un servizio navetta ogni 5 minuti da Viale San Marco al Palasport Tagliercio. Dalle 7:30 sarà interrotta la circolazione ferroviaria nel tratto tra la stazione di Venezia Santa Lucia e la stazione di Venezia Mestre. Dalle 8:30 alle 12:30 ci sarà il divieto di sorvolo. Il brillamento è previsto intorno alle 17:30 in mare aperto. Tutte le fasi dello stato d'emergenza verranno comunicate in diretta dalla centrale operativa territoriale sul sito del Comune di Venezia e sui canali social Twitter, Facebook, Telegram, Instagram. Lunga direzione del Partito Democratico oggi a Padova per decidere il candidato alle elezioni regionali del 2020. Ancora 10 giorni per il nome dello sfidante di Luca Zaia. Ancora 10 giorni di tempo, la notizia potrebbe arrivare per San Valentino, un unico candidato, espressione di tutto un centro-sinistra innamorato, ma non si escludono nemmeno le primarie. Lunga direzione del Partito Democratico venerdì sera a Padova per definire l'ultimo tratto del percorso verso la scelta del nome da contrapporre a Luca Zaia. La soddisfazione principale è che il partito ha deciso che serva un'unità di intenti al proprio interno, quindi tutti insieme decideremo nei prossimi giorni, attraverso un percorso condiviso, chi sarà il candidato presidente, non escludendo a priori nemmeno le primarie. La volontà è quella di arrivare ad una scelta condivisa, tuttavia lo spettro delle primarie incombe, primarie che di sicuro non sono molto gradite da Arturo Lorenzoni, espressione delle civiche del Veneto che vogliamo e nome più papabile del centro-sinistra. Io spero che l'auspicio dell'unità che io ho già cercato di raccogliere all'interno del mio partito e che poi deve diventare, se mi passate il termine, il mantra per mettere assieme anche le altre forze del centro-sinistra, sappia guidarci tutti assieme per trovare in maniera condivisa un candidato. Qui l'importante è avere un progetto alternativo. Chi poi impersonifica come prima persona e il progetto stesso è importante ma secondario. Di fatto questi ultimi 10 giorni serviranno al PD per capire se non ci possa essere anche un esponente di partito spendibile da contrapporre ad un civico per le eventuali primarie. Quel che è certo, dice Bisatti, è la volontà di un programma unitario. Siccome il progetto è importante, la persona è significativa ma è come dire, conseguente al progetto stesso. Quindi non escludo a priori che possa esserci una sintesi su un candidato che non è del Partito Democratico. L'importante è che in maniera paritetica tutti pongano sul tavolo indicazioni e ci si confronti. Ed ora andiamo a Conegliano, dove ieri al Teatro Accademia c'è stata la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici del concorso indetto dalla Regione sulla carta etica dello sport veneto. Riconoscimento per i ragazzi dell'ente di formazione Irigem, premiati dalle ragazze dell'Imoco Volley, madrine della manifestazione. Sono state accolte così le campionesse del mondo di volley dell'Imoco Conegliano, madrine quest'anno della cerimonia di premiazione del concorso indetto tra tutte le scuole della regione dedicato alla carta etica dello sport veneto, che si è tenuta venerdì al Teatro Accademia nella città del Cima. La carta etica dello sport è prevista dalla nostra legge, ma è per noi un pilastro perché vuole trasmettere i valori sani, positivi dello sport a tutti coloro che fanno sport e in particolar modo ai giovani, alle scuole, ai ragazzi. Per questo abbiamo creato questo concorso di rappresentare i contenuti della carta etica in un bellissimo libro a fumetti. Tra i fumetti premiati quest'anno quello realizzato dai ragazzi dell'ente di formazione Irigem di Rosà, dal titolo In bilico tra il bene e il male, con questa motivazione. Per la creatività nella rappresentazione dei personaggi e nel proporre dei contenuti perfettamente coerenti con l'articolo della carta etica dello sport. Curiosità per il lavoro proposto anche dai Papu, che quest'anno hanno presentato la manifestazione. Chi ha avuto l'idea di disegnare solo gli occhi? Perché per risparmiare? Il profilo non mi viene, faccio solo gli occhi. No, che comunque utilizzando solamente i visi era per far capire le emozioni e gli stati d'animo e perché ognuno può essere il protagonista della propria storia. Gli occhi sono lo specchio dell'animo.
Applausi per i ragazzi della sezione multimediale dell'Irigem che hanno ricevuto, oltre agli attestati, anche un premio in denaro che servirà a realizzare un loro sogno. Vogliamo finanziare una squadra di volley. No. Mi regalate al Presidente. È finanziare un'uscita didattica a Roma a Cinecittà. Ah però. Ma Cinecittà l'ho mangiato qui. Complimenti, brave! Ed era questo l'ultimo servizio, grazie per l'attenzione, vi lascio come sempre al meteo, buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Benvenuti al meteo. Domenica della Candelora con tempo tutto sommato stabile, stando quindi al famoso detto popolare, l'inverno dovrebbe ormai avviarsi verso la fine, staremo a vedere. Il dettaglio del 2 febbraio. Sul Veneto cielo grigio e nuvoloso dappertutto, vedete, con foschie e nebbie anche fitte in pianura ma anche sulle vallate alpine. Attenzione quindi alla riduzione della visibilità che spesso sarà anche persistente. Temperature minime tra lo 0 e i 6 gradi, valori massimi invece fino a 11 gradi. Uno sguardo ora al Friuli Venezia Giulia, anche qui il cielo sarà coperto dappertutto ma in genere senza precipitazioni associate. Temperature minime fino a 9 gradi, massime invece fino a 13 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà in prevalenza nuvoloso, solo con qualche schiarita più soleggiata nel corso del pomeriggio. Temperature minime tra 2 e 3 gradi, massime invece tra 12 e 13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci.